Erika Baldin, consigliera regionale pentastellata, propone un intervento a sostegno del turismo nel litorale veneto riguardante tutta la costa, una legge regionale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti che sporcano le spiagge e le rive dei corsi d'acqua. La Baldin ha presentato ieri il progetto di legge alla seconda commissione del Consiglio regionale del Veneto. La legge è stata pensata sulla scia della legge nazionale Salvamare, che permette di equiparare i rifiuti raccolti in mare ai rifiuti delle navi, non più definendoli speciali, permettendo così la raccolta e lo smaltimento da parte dei pescatori. Lo strumento pensato da Baldin non prevede nuove tasse a carico della cittadinanza, ma una copertura economica di un fondo regionale già stanziato. Si tratta di un contributo a favore di soggetti pubblici e privati a cadenza fissa e certa, ripartito annualmente in base a precisi criteri come la quantità di rifiuti raccolta nell'anno precedente, la lunghezza del litorale, la presenza di foci di fiumi nel territorio comunale e la relativa portata. Alla cartoleria Pegaso trovi il 30% di sconto su tutte le fustelle Sizzix originali e compatibili, alte per feltro e panolenci, basse per carta, cartoncini e gomma Eva. Prima passi in negozio, più scelta hai. Ti aspettiamo alla Pegaso.